Ciao, rieccoci per questo nono episodio. Ci eravamo lasciati con la dichiarazione di guerra da parte della Crimea contro Genova nella guerra ehm, di conquista di Genova, senza mai migliori specifiche. Penso. Ah, non vogliono proprio annetterseli, sono pazzi. Non si capisce bene su quali province possono avere pretese. E in questa guerra per ora c'è solo la Crimea, mentre noi siamo a capo di una grande coalizione. Anche se c'è il sospetto che gli ottomani possano entrare nella guerra. Quanto esercito ha sta gente? 16.000 uomini. Gli ottomani ne avrebbero 44.000, quindi meglio che non entrino in guerra. Il nostro esercito è sulle navi e sta tornando dalle colonie. Esclusa questa parte. Non abbiamo generali. Non so. Non so se convenga fare del nostro. Vabbè, pensavo di confermarlo. Quindi, anche se ci dovrebbe. Spero che ci sia un evento positivo per la tradizione repubblicana. Allora, intanto gli spagnoli stanno avendo la meglio su Aragona, quello che noi non volevamo. L'unica ragione per cui avevamo mandato loro un avvertimento che però non è servito a nulla. Non abbiamo obiettivi, non sappiamo cosa fare, a dir la verità, perché non abbiamo. Cioè, non pensiamo di conquistare a breve Mantova e non servirebbe a niente, tra l'altro. Ai fini dell'obiettivo l'unico sarebbe questo, ma non possiamo farlo adesso, quindi stiamo convertendo la cultura da portoghese a lombarda a Rio de Oro. Rio de Oro. Rio Grande. Pensavo la prossima colonia. Ah, non avevamo capito perché non si modificavano i nomi. Questa era proprio bella, eh? Tipo Atene. Non. Tipo. Non c'è niente a fare. Venezia, non si legge nemmeno. Friuli, Gorizia invece. Adesso non si cambia nemmeno Gorizia. Bisognerebbe. Che cavoli sarà successo? Davvero interessante. Venezia. Tipo se io scrivo Venezia, posso anche mettere spazio. Se premo invio non succede niente. C'è anche rischio di volte per l'overextension. Siamo sicuri quindi non si può. Sì, è assurdo, non riesco a capire. Trento. Francesco Foscarini. Ah, questi sono i precedenti che noi non abbiamo neanche visto. Ha fatto un bel po' di cose il nostro Francesco Barbarigo, governando per 35 anni. Vabbè. Allora, però, cerchiamo. Allora, prima di tutto alziamo al massimo il mantenimento dell'esercito. Ecco. Si è espansa la Castiglia, come si poteva immaginare, e intanto gli ottomani
sono entrati in guerra. Dobbiamo cercare di unire le flotte. A sto punto dobbiamo anche pensare a salvare le nostre navi. Speriamo. È lungo il tragitto per queste qua. E non erano nemmeno preparati sti ottomani. Purtroppo però. Cercherò di usare questo leader che è il migliore che abbiamo. Purtroppo ne dicevo che nel tempo in cui la nostra flotta arriverà, quello ottomano avrà tempo di prepararsi. Speriamo non ci siano ribellioni proprio in questi giorni. Sarei anche curioso di vedere che offerte di pace si possono avere da questi papalini qua. E ci hanno trovato in una situazione non proprio favorevole, perché abbiamo la flotta lontana. Cioè, intanto Napoli e Savoia sono in guerra. Giusto. Pensavo queste province. Perché? Sempre opportunisti, quanto vi odio. Questi ungheresi. Allora, chi abbiamo qua? Pensavo di fabbricare pretese su Lica, ci serve per collegare tutto il nostro territorio. E dato che ho l'impressione che prima o poi la Boemia farà guerra contro di noi, potrebbe essere una buona idea. Fabbricare pretese. Il rischio non è grande. Dai, proviamoci. Allora, qui intanto la Crimea sta mettendo d'assedio e non posso chiamare. Giusto. Non è una cattiva idea. No, sono in debito. Tra l'altro ho aspettato troppo. Ma neanche se non avessi aspettato avrei potuto. Perché non faccio questo? Potrei farlo. Beh, sì, mi dà un po' di benefici la efficienza di produzione. Guadagnerei mezzo ducato al mese. Vediamo come siamo tecnologicamente. Penso saremo un po' arretrati perché abbiamo puntato sulle idee. Sì, siamo piuttosto arretrati. 5-3-7. Però appunto siamo evoluti in quella militare, il che già è buono. E scusi, gli ottomani sono stra-evoluti invece. Già. Io non ho mai capito perché gli ottomani riescono sempre a stare stra al passo. Vabbè.
Allora, reclutiamo qualche... quelli che possiamo, 2 reggimenti di artiglieria. Allora, ecco, ti pareva. Hanno un esercito più grande del nostro, sti disgraziati. Non so nemmeno cosa fare in questa guerra, cosa mi conviene fare. Non so se potrei... Vorrei annettere queste 3 province, ma... Devo già annettere queste 3. Come faccio ad annettere pure quelle? Ok, qui abbiamo la flotta riunita. Mandiamo un po' di navi a prendere l'esercito e le restanti le mandiamo almeno a tentare di precludere gli stretti al nemico. Dobbiamo reclutare un generale che non è granché, Francesco Ruzzini. Vediamo cosa combina. Ok, come non detto, questi vanno a Monastir. Noi andiamo, facciamo tornare questi a Corfù. Trebisonda è collassato. Per fortuna dobbiamo una cosa fondamentale che dobbiamo fare è reclutare. 3% di interesse. Stanno assediando. Spero facciano qualche errore strategico. Il grande della loro flotta è qui. Ma sì, proviamo a sbarcare qui l'esercito. Allora, dovrei capire quanto impieghiamo a integrare queste province. Epiro, Albania. C'è molto difficile adesso mantenere 3 cardinali.
cavoli facciamo? Magari cerchiamo di impedire soprattutto che la Francia possa prenderlo. L'esercito qui è abbastanza numeroso. Però l'impressione che non sia conveniente. Ah, però è arrivato anche l'esercito svizzero. Vabbè, allora ci proviamo, dai. $26.000 siamo. Allora, richiamiamo il diplomatico, vediamo se riusciamo ad annettere le province. Allora, l'offerta sarebbe questa. O questa. $72%. Invece quante? Vediamo che razza di situazione si verrebbe a creare. Milano ci odierebbe, come quasi tutti i vicini. Non riesco a capire. No, credo sia più conveniente, nonostante tutto, chiedere denaro. E questa sarebbe l'offerta di pace. Abbiamo detto ne risulterebbe 68%. Quindi devo aspettare il Tirolo. Quindi alcuni mesi. Questi tornano indietro. Allora noi iniziamo a dirigerci a Z. Bene. Trento e Gorizia sono integrate, però il Tirolo no. E quindi non possiamo ancora far pace con lo Stato della Chiesa. Questi scappano. A questo punto rimandiamo il diplomatico in Austria. Data la situazione, non so, questa guerra... Ma che facciamo di sta guerra? Non riusciamo a combinare granché. Cerchiamo di annientare le restanti armate. Poi qui ci sono le nuove armate. Potremmo anche provare. Vabbè. Ne dovremmo reclutare più artiglieria ad averne i soldi.
Vabbè, questo non ci interessa particolarmente. Bravi! Liberatevi dall'Austria, dai. A marzo? Wow. Stanno vincendo. Come mai? Beh, per fortuna la Crimea è arretrata. Invece gli ottomani sono pazzeschi. Hanno per tradizione più disciplina. Però scusate, c'è una sproporzione enorme di quantità di uomini e voi riuscite a... Mio Dio! Devo dire che queste armate... Allora... Oh! Ma tra l'altro arrivano i soccorsi. Siamo già quasi riusciti a perdere contro 3000 uomini. Quanti erano? Devo dire che non è partita proprio migliore questa guerra. Hanno artiglieria? Sì. Come mai sono così più potenti di noi? Oltre a essere più numerosi, per dire. No, volevo vedere invece chi sono i loro leader. Mio Dio. Ho capito. Beh, allora in questa guerra, dato che abbiamo già capito che sarà poco utile. Ok. Tu arrivi in tempo, vero? 3 aprile. Speriamo. Ok. Ok. Giovanni Moro è morto. Che non è certo buono. E che cavoli facciamo noi? Situazione del cavolo. No, purtroppo non possiamo accedere agli aiuti degli alleati. Ecco. I Liguri sono impazziti. Cosa sbarcano? Due uomini a numero. Mio Dio. No, aspetta. Tu stai qua. Questi riprendono il loro assedio. Maggio, July. Vabbè, possiamo aspettare gli ultimi 2 mesi. Non so proprio più cosa fare io. È già bello se riusciamo a resistere all'assedio. Spero che ci attacchino la flotta e che almeno in quella noi siamo superiori. L'unica cosa che
possono fare. Ecco, mi sa che ci conviene mandare tutti qua. Ecco. No leader. Come sono riuscito pure a iniziare nel modo peggiore la battaglia navale. Maledetti. Intanto ci attaccano pure qua. Qui chi vince? Qui non so. Mi sa che vincono loro anche qui. Quanto manca, ragazzi? No, noi dovremmo riuscire a vincere qua. È l'unico... E qua invece non siamo più difesi. Come va la nostra flotta? Ma se dividono il loro esercito abbiamo qualche speranza. C'è una flotta di criminali. Voi resistete il più a lungo possibile. Ecco. Te pareva. Perlomeno hanno fatto tempo a liberare la Sardegna. Ok, qui dovremmo vincere, dai, dai. Dai! Achea. Tornano ad Atene. Qui noi lottiamo fino all'ultimo. Mio Dio, hanno catturato 9 navi, però non la nostra. E noi quante ne catturiamo? Mio Dio, quant'è che durerà questa cosa? 5. Grandi lì, che abbiamo affondato la flotta. Ti pareva? Peccato che abbiamo catturato solo una nave inutile. Allora, quali sono quelle danneggiate? Le facciamo riposare un attimo. Mentre le altre le mandiamo qua. Ok, il Tirolo l'abbiamo. Annettiamo queste province. Ok, questa è l'unica possibilità. Allora. 3, e c'è qualche costo maggiorato per l'esaurimento di guerra, naturalmente. Abbiamo qualche soldino. Facciamo altri 2 reggimenti. Allora. Più che altro non vorrei che passino troppe altre armate dal nostro lato. Esatto, quello che non volevo. Però potremmo allora isolargli questo lato. Qui dobbiamo lasciare almeno una barca a proteggere. Ok, non mi stupisco che si stia creando tutto questo odio verso di noi. Perlomeno... chi è nella coalizione che si sta radunando contro di noi? L'Austria.
Pure la Bavaria. Mantova. Quant'è che ci si impiega a fare questo? Dove sono? 3 anni. Potremmo anche riuscire a prendere queste 3 province, perché la guerra durerà qualche anno. Se riuscissimo, riusciremmo a indebolire parecchio sti malefici ottomani. Ah, poi c'erano anche queste 2 province, vero? Che stiamo... Però non riusciremo a metterle tutte naturalmente in un colpo solo. Ne annetteremo 3. 3 per volta, calma. Qui però ci sono anche armate. Potremmo iniziare a salvare ste qua. Vediamo com'è sta flotta. Ok. Ora è quasi accettabile. Pure Siena. Ragazzi, però non potete odiarmi proprio così. La Bretagna ci sta aiutando in tutte le guerre praticamente. E chi se l'aspettava? E questi invece? L'Epiro è un po' messo male. Qui abbiamo 21.000 uomini. Qui non hanno leader. Proviamo un tentativo un po' pazzo. I cardinali non sta andando troppo bene la questione, Gli abbiamo distrutto un'armata di cannoni. Ottimo. Ok. Aie. No, aspetta. Hanno finito gli assedi proprio mentre noi andavamo a impedirglielo. Allora, questi 2 li mandiamo. Anzi, facciamo una cosa un po' più intelligente, perché poi se ce ne servono 3 non li abbiamo. Mandiamone 4, dai. Il diplomatico è tornato. Mandiamoli in Bavaria, forse. Potrebbe essere una buona idea. C'è qualche... Conquer Lombardia. Questo è buono. Dai, proviamo questo. Mio Dio. Ma no, è adesso. Overextension, prestigio. Speriamo che di non perdere troppi cardinali lì. Dobbiamo sperare nella fortuna. Accidenti, ci
quello che non piace fare a me. Questi li mandiamo qua. Qui ne prendiamo una. La mandiamo qua. I modenesi cosa faranno? Boh. Siete dei geni, perché ve ne andate? Ah, beh, stessa storia di prima, però. Vabbè, si annullano l'una con l'altra. Facciamo mercantilismo stavolta. Quant'è il mercantilismo? Allora, qui 22%. Ma no, facciamo ancora un po' di tradizione repubblicana. In questo momento ci sembra davvero una cosa imprescindibile. Guarda chi ho visto. Stecca una bloccata. No, aspettiamo un attimo, sono sicuro. A Modena sti qui sono impazziti. Ah, vabbè, impazziti. Questi qui della Chia potremmo forse farli fuori, con qualche rischio. Che situazione. Allora, questo lo usiamo qua. Speriamo bene. Ok, questo ce l'aspettavamo. Da dov'è che veniva questo? Dall'Ungheria forse? Napoli? No, da Augsburg. Allora, io non ci sto capendo più molto. I nostri nemici si accumulano ormai. Quindi potremmo mandarli da Mantova. Almeno è vicina. Tornerebbero subito. Non abbiamo pretese, vero? Ah no, l'abbiamo. Ok. Bene. Spero di riuscire a conquistarla la Lombardia prima o poi. Invece qui spero proprio di affondare sta stupida flotta a Crimea. Dove sono gli ottomani? Non stanno tentando di affondarci tutta la flotta, no? Strano. Cavolo, il morale della nostra flotta è imbattibile. Ah, arriviamo un giorno in ritardo. Non riusciamo a riparare le navi. Già. Vabbè, a sto punto torniamo indietro. Guarda chi si vede. Arriviamo in tempo, Ciao. No, ma... Oh. Cos'è che ci hanno distrutto quelli maledetti? Una nave da commercio, proprio quelle che ci mancano. Beh, che ci mancano un po' tutti i tipi di nave, però quella da commercio.
Oh, bravi, portate donne maritabili, sposabili, insomma, quello che è. Allora, dov'è? Rio Grande. Eccellente. Abbiamo quasi finito la colonizzazione, sia qua sia qua. Anzi, sai cosa faccio? Questo lo richiamo e lo mando. Dove lo mando? Qua. Ceara. Pensavo di intitolare una della, insomma, questa nuova colonia al nostro doge che ci ha portato così lontano, però non riusciamo a cambiare i nomi alle province, il che non è un grande aiuto. Non è di grande aiuto. Allora, poi volevamo anche costruire delle navi pesanti, però non serve a quanto pare. Abbiamo già affondato la flotta. C'è? No, in realtà no. Non abbiamo salvato proprio niente. Ci accontentiamo della distruzione della flotta. No, però la guerra è più che mai propizia per farli fuori, sti disgraziati. Allora, quanti reggimenti sono sti qua? Possiamo portarne fino a 18 con l'aggiunta dell'artiglieria, quindi siamo a 21 almeno. Ok. Perché abbiamo questo incapace? Ne reclutiamo un altro, dai. Peggio ancora. Luigi Foscarini, ma che razza di leader siete? Ma davvero, ma siamo... facciamo pena. Facciamo pena. Vabbè. Tu tieniti questo schifo. Tu dove vai? Non si sa. Comunque non abbiamo ancora affondato ste flotte. Maledette. Allora questa la imbarchiamo subito a sto punto. Alla fine del mese. E la mandiamo in Achea. No, 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 non ci siamo capiti. Ho unito quelle sbagliate. Allora, 1, 2, 3, 4. No, anzi. Menette Arms. Late immediati, questi qua. Anzi, sti qua li sbandiamo subito. Sono troppo arretrati. E anche 3 di questi. Vogliamo solo armate d'attacco. Che manderemmo, speriamo non se ne accorgano. Bravi. Bravi, ma siamo un po' in ritardo. Mio Dio. Ma quanto facciamo schifo, ma dobbiamo distruggerli in un giorno, sti qua, mica in un mese. Vabbè. Rischiamo persino di essere distrutti, così. Quant'è? 4, 9, ce la facciamo, ma per un pelo, mio Dio. L'11 arrivano.
Noi qui il 9. Ah, non è pensabile sto qua. Speriamo facciano sempre gli stessi errori. Li faranno? No. Z, addio Modena. Aspettiamo ancora un mesetto, poi riproviamo. Oh, bene. Cerchiamo di arricchire ancora un po' di... Ma a sto punto questa non è più utile. Mandiamola magari qua. Non può scoppiare qualche rivolta in Tessaglia, tipo, no? Speriamo bene. Qui siamo arrivati, oh bene, al 25% di sconto. Questa speriamo di poterla avere appena riusciamo. Ci dà più efficienza commerciale, il che non guasta affatto. Allora, va bene, dai, proviamo ad attaccarli. Sti svizzeri stanno a guardare. Noi non possiamo far niente. Che vergogna. Ecco, te pareva. E... chi lasciamo qua? Le galette, 3 galette semidistrutte e qualche cocktail. E vediamo se riusciamo a affondare finalmente sta flotta. Trevisonda non esiste più. Eccola. Ce l'aspettavamo in effetti. Però è andata bene. Perfetto. Vediamo dov'è. Ecco la galea questa. Adesso non hanno più flotta davvero. Nonostante ciò, non sarà affatto facile. Allora, facciamo una bella cosa. Voglio batterli, quindi non me ne frega niente. Ma dov'è che abbiamo fatto questo edificio? Penso che queste armi molto potenti siano e molto moderne. Cavoli, non abbiamo di nuovo più cardinali. Possono essere la soluzione, insomma. Questo dove lo mandiamo? Chi è ancora in coalizione contro noi? Voi? Siamo già da voi. Bavaria siamo già da voi. Proviamo Augusta. Abbiamo migliorato
collaborato pure con Augusta e quindi dove le mandiamo? Milano-Siena. Ma in realtà abbiamo già provato a migliorare diplomaticamente le relazioni un po' con tutti, ma Milano com'è che è? Cioè. Ma teniamoci buona la Francia, dai. Questa guerra sarà difficile. Le armate ottomane sono troppo potenti. Lasciamo qualche galea qua. Oh, bravo. Questa può essere una buona provincia. Costruisco una piccola armata anche lì. Allora, dobbiamo sfruttare sto momento. Non ci riusciremo. Ok. Le nostre esplorazioni sono a un punto morto. No, ho sbagliato tappa. Allora. $16.000 uomini. Non sono mai bastati a niente. 16.000 uomini. Questi assediano tutto. Cerchiamo di andare a Ragusa. Ma magari qualche speranza c'è. Allora, dove? Già, solo queste tre. Qui come va? Abbiamo una buona produzione. Non so se fare un altro debito, mi sa che mi tocca. Di sicuro gli ottomani ci potranno ripagare un po'. Allora. Sedia di Tessaglia. Il che non va bene.
Solita situazione. Ci sono altre? Beh, quasi no. Epiro. Morto pure Casanova. Accidentacci. Mi sa che questa nave sarà ferma per un bel po'. Mio Dio, ma che Baden volete creare? Voi siete impazziti? Un super Baden. Quanti siamo qui? Un po' troppi per Creta, no? Allora. Mio Dio. Il Super Baden. Potremmo provare l'attacco di Atene. Un po' difficile, in vero. Blocchiamo un po' tutto agli ottomani, dai. Com'è il loro esaurimento di guerra? Certo non molto alto. E producono nuove navi. Disgraziati. Vabbè, noi mandiamo qui questi. Queste che cos'erano? Ah, le galee. Ok, hanno fatto pace lì. So che rischio un po' a mandare il mio migliore esercito. Ma che posso fare? Sapevo di aspettarvi. Una barca. No. Che faccio? Attacco direttamente sti qua? Ma speriamo. Mio Dio. Ok. 12. No, siamo in ritardo. Mio Dio. Allora, resistete. Qui come siamo messi, ragazzi? Potete resistere? Poco probabile, sapete cosa faccio? O se non ha successo nemmeno questa? Ma perché? Vabbè, dai.
Speriamo che questo sia migliore. Ma che razza di idioti di leader ho? Vabbè, tu vattene subito via. Speso tanto per niente. Allora, voi chi siete? Allora, facciamo così. Voi 5 andate subito qua. Altre 5. Qua. Queste. Boh. Andate comunque in mare. Così. Voi andate qua. Questa sarà una battaglia un po' da tutto per tutto. Allora. Mercenari. Ormai non ci importa più dei debiti. Mio Dio. Va bene. Questo era tutto quello che potevamo fare. Stiamo già straperdendo. Ci credo. No, non potremo resistere. Tu ci odi, eh? Dove scappiamo noi? Allora. Calma. Manteniamo la calma. Rischiamo di essere proprio frastornati. Vabbè, la battaglia navale è assolutamente secondaria. Chiediamo l'accesso militare a sti qua. Stranamente cercherò di farli scappare non so come attraverso la Serbia. Oh ma cioè non bastavano. Vabbè, direi che è meglio farli scappare il prima possibile. Dov'è che mi vanno? No, ok. Voi andate qua, voi andate qua. Sì. Voi tenetevi pronti. Albania è andata. Ecco. E voi? Scappate dove potete. Sembra che loro facciano finta di niente. Forse Atene possiamo farli fuori. Ci servirebbero più COG forse. Boh. Cacchio facciamo? Vabbè, intanto rimandiamoli a Mantova. E non c'è proprio. Ma è assurdo perché sono così forti le armate ottomane. Hanno fortuna magari adesso. Stinculati. Missione conquista Kaf. Qui come va? Vabbè. Niente che preoccuparsi. Galì. Andiamole qua. Il nostro esercito. Vabbè, perlomeno i cannoni non sono stati decimati. Mamma mia. Difficile, farvi fuori. No, non siete del tutto bloccati. Con cosa vi blocco qua?
barca. Ora vi sentite un po' più bloccati? Non del tutto? Che cos'è che manca? Aspetta. Che cavoli faccio? Allora, iniziamo a salvare questi, che sono certo i più importanti. Manteniamo questo. Questi li andiamo a prendere. Perché voi mi andate qua? Ma così... ma voi dove andate, stupidi? Allora, quindi voi andate qua. E voi qua. Ok. Mi sento un po' più sicuro. Ma è una sicurezza apparente. E voi dove andate? Atene non la vorrei perdere. Qui ci sono le nuove armate, che risultano sempre più inutili. Come andiamo come esercito? Il loro obiettivo è... War goal, chi vince più battaglie. Allora, queste qui le mettiamo a riparare. Preferirei non fare altri debiti, quindi se riusciamo a vincere prima o poi. Allora. Mi servirebbero altre navi a trasporto per di più. Cioè, pure quello. Oh, 100% finalmente. Però non una bella stabilità quelli lì. Come farò a... Loro invece non si sa bene cosa faccio. Andate qua, va. Questo lo facciamo subito. Questo ha avuto successo. Ma non sembrano aggressivi, eh. Come va con... Atene, non cadere. Ti mando rinfo... buonanotte. Uh.
come siamo al limite di supporto. Come mai si è allargato così? Ah, ottimo. Sta... 9 al mese. Un po' tanto 9 al mese, non trovate? Ok, non posso fare granché. The Papal State. Vabbè, allora. Che situazione del cavolo. Perché andate tutti a Ok. Siamo rovinati. Però magari mentre quelli lì fanno le loro cazzate, io me ne vado in Akea. Si può pensare una cosa del genere. Però devo senz'altro togliere un bel po' di gente. Tipo questa. Compattiamola. Siamo sempre troppi. Però se togliamo sti due risultiamo giusti. Luigi Foscarini, una buona volta me la fai qualche cosa di giusto? Me lo fai? Ok. Com'è che questi sono troppo... hanno previsto già tutto. Vabbè, noi ci proviamo. No, vanno là e lasciamoli andare là. Ragusa sotto assedio. Ecco, questo era prevedibile. Non ci sono due... Ecco, questi mandiamoli subito qua. Come va? Si muove qualcuno? Se voi vi salvate, siete dei grandi. Anche noi se ci salviamo siamo davvero fighi. No. Perché non sembra che ci salviamo, a dir la verità. Dai. Possiamo fare anche questo. Boh. Ma sì, facciamolo, dai. Ma come mai riusciamo a... questo l'avevo tenuto apposta. Adesso muore il cardinale. Come minimo. Mio Dio, quante perdite. Quant'è che ci impiega? Perché non li ho mandati qua? Vabbè. 1000 contro 70. C'è qualcosa nel mio esercito che non va. Facciamo pace. Cosa volete? I territori del mio alleato. No. Cazzo vuoi? Denis. Ah, lui...
Annullo i trattati con Genova. Maledetti. Non vi basta una sconfitta. E... vi pago anche. Vabbè sì, ma avete dimostrato che siete più bravi. Ma come mai ste armate ottomane sono così potenti? Non è possibile. Ho capito che è un po' meglio il leader, ma c'ho il limite a tutto, Come faccio a sapere se la nazione in questione è fortunata o no? Appare leggermente fortunata, Qui arrivano pure loro. Ma tra l'altro io... ho tutte le... L'artiglieria non serve a niente, la mia artiglieria. Ma aspettiamo 2 giorni, vediamo cosa succede, dai. Ma perché... Cioè, l'unica rivolta è proprio contro i miei alleati deve svolgersi, Mio Dio. Ok. No. Aspetta. Facciamo sta pace, va. Non un denaro in meno. Sia. E sia. Hai capito. Abbiamo perso la guerra con gli ottomani in maniera obbrobriosa. Oh, vabbè, non ci hanno tolto niente, solo due soldi. Però, mamma mia. No! Il Palatinato. Mi ero dimenticato che Ferrara fa parte dell'impero. Vabbè, dai. Calma, respiriamo. Quindi il Palatinato adesso è l'imperatore. Ok, tanto per rendersi conto un po' della situazione. Qui noi siamo dei morti di fame. Dobbiamo prendere un debito. Che situazione del cavolo, possiamo dirlo. Non posso nemmeno dismettere sti mercenari. Non che non posso, ma... non avrei la manodopera per fare un esercito vero, quindi... Io ho una coalizione contro di me. Che faccio io di sti mercenari? Ma un po' li devo sbandare, dai. Non posso mica pagare così tanti mercenari. Allora, cerchiamo di capire un po' meglio la situazione. No, la mia strategia forse doveva essere l'assedio di questa parte. Ma ho sbagliato quello. Ho pensato di poter vincere in battaglia gli ottomani, ma per qualche ragione non era possibile. Ma cosa cavalieri? Perché... Ah, giusto, non ho più l'alleanza con i genovesi. Vabbè.
Almeno io ho affondato la flotta. Come va sto esercito? Mio Dio. Io direi non possiamo davvero permetterci. Questi mercenari costano troppo. Allora, questi li mandiamo. No, aspetta, ce n'è uno da riparare. Questi li mandiamo a Ragusa. E questi a Venezia. Come va sto commercio qua? Va bene, dai. Intanto miglioriamo le relazioni con Genova, sperando prima o poi di poter confermare l'alleanza, che è venuta meno. Allora, ci dovrebbe essere solo un'unità danneggiata, le altre le mandiamo a Corfù, dai. Dov'è che c'è rischi rivolta? Ferrara, naturalmente, perché mi sono dimenticato il problemuccio qua. Ok, abbiamo perso un cardinale. Beh, investimenti pazzeschi per il niente. Se solo almeno questo, speriamo sia nostro. Non ho proprio intenzione di perdere anche la curia. Proprio no. Nessuna intenzione. Vabbè, dai. Abbiamo pure i debiti da ripagare adesso, dato che non li ha ripagati certo gli ottomani. Oh! Sì, meglio la stabilità senza dubbio. Soprattutto perché abbiamo persino dei ribelli nobiliari. Che los... No. Ecco, esatto. Un tipo di ribelli a cui non intendo affatto cedere. Quindi, armate, ok, avete fatto schifo contro gli ottomani, fate vedere che non fate proprio così schifo come avete dimostrato. E ste ribellioni sono causate, immagino, dalla bassa tradizione repubblicana. Mio Dio, che episodio triste. Beh, ci siamo presi queste 3 province. Guardiamo i lati positivi. Come facciamo qua?
Vediamo un po' dove sono ste. Allora, quanti siamo? Ok, il numero di reggimenti è quello giusto. Le mie prossime conquiste volevano essere Napoli praticamente. Ok, Rio de Oro. Adesso ha cultura lombarda, ma nonostante ciò ha nazionalismo. Non c'è niente da fare, insomma. Vediamo se adesso che siamo in pace ha qualcosina di meglio. È giusto, dovremmo migliorare le relazioni con sti qua. E proviamo, dai. Perderemo, eh. Sono molto ottimista. Siamo nel triplo, cavoli. Ho perso un po' fiducia nel mio esercito. Vabbè che non aveva mai dimostrato chissà quali straordinari. Però finora non aveva mai subito disfatte. Proprio terribili. Invece adesso... Dai. Vai! Contro i ribelli forse riesce a vincere. Non senza prima subire grosse pere. Vitale Casanova. Sei un parente del nostro esploratore? Bravo. Vedi di non farti più vedere. Dov'è che abbiamo alto rischio rivolta? Beferrare proprio. Rivoltoso. Casablanca. Il fatto che non... Vabbè. Quant'è che ci impieghiamo? Adesso non abbiamo più quel doge di una volta. Vabbè, dai. Punteremo un po' di più sull'economia, magari nei prossimi tempi, dato che i vicini già ci odiano. Quant'è che ci durano ancora sti qui? 91, mica tanto. Ah, giusto, giusto, una cosa. Basta stato alla chiesa. Diplomatic power. Diciamo così però. Ho capito che costa, ma... Dovremmo... Ah, la Lombardia, giusto. Provenza, Siena, Toscana. Fa parte della coalizione. Sarà un po' difficile prenderla. Proviamo a fare l'impossibile. Ok. Me ne pentirò presto però. Ok, questo... Ma mandiamolo ad Alessandria. I nostri tre sono sempre lì. Sì. Allora, magari facciamo una cosa più paritaria. Venice, Alessandria. Alessandria non abbiamo proprio nessuno, quindi mandiamoci qualche
qualche nave, dai. Cinque, 5, 5. Vediamo se ci guadagniamo un po' di più di 4. Ma sì, dai, facciamo così. Adesso abbiamo più. In pratica adesso abbiamo solo mercenari. Cioè solo artiglieria, cosa? Non abbiamo più mercenari, abbiamo solo artiglieria. Ecco, voi siete i nostri tre. Le nostre 3 flotte. Alessandrine, vediamo un po' cosa combinate. Quanto è stata proprio annichilita. E allora? Allora mi dispiace. Dobbiamo tenere almeno un reggimento, però. Scusa? 11 più 11, che cacchio è? Uela! Com'è che abbiamo fatto più 11? Ah! La colonia... Ah certo, la colonia ci costava un po'. Vabbè, al prossimo mese questa non ci sarà più, quindi... Allora, dov'è invece il nostro leader? Ah, non abbiamo più nessun... Ok, colonia, Francia, non è più leale. Diplomatico, dove lo mandiamo? Lo stato della chiesa ci vuole quasi ancora bene, non si sa bene perché. Poi cerchiamo di migliorare le relazioni con i nostri soliti antipaticoni. Mantova, quello che è, insomma. Hanno buone ragioni per iniziare una guerra contro di noi, senz'altro. Perlomeno questa creazione di core è quasi finita. Il prossimo obiettivo potrebbe essere Napoli, che però è alleata alla Castiglia, quindi non so. Non accettiamo nemmeno più la cultura croata. Tanto per darci buone notizie. Quindi vuol dire che il 10% probabilmente la soglia. Dove sarà qua? Income? Chi è l'Austria? L'abbiamo un po' distrutta con quella guerra. E noi ci siamo resi più potenti. Vediamo com'è qua, più 15. Com'è che adesso siamo diventati i super miliardari, scusate? Boh.
deve dipendere dall'integrazione di queste province, forse. Ma proviamo a creare qualche pretesa sugli Abruzzi, dai. Qual è il rischio? 3? Abbiamo un bel rischio. Non abbiamo più manpower. Però abbiamo uno stato abbastanza... insomma, che se la cava, dai. Ce la caviamo. Abbiamo una flotta decente. Vediamo come se la cava tra le migliori. E non può competere con quella della Castiglia, però per il resto è la più numerosa del mondo, Allora, possiamo fare qualche costruzione utile? Boh. Potremmo anche costruire una nave da commercio, ma sì. 2 ne facciamo. Perché? Ah, l'esaurimento di guerra. E queste stiamo perdendo? Si è bloccato tutto. Ti prego, non bloccarti. È giugno. No, ok. Siamo salvi. E qui come va? No, ma perdiamo davvero. Accidenti, perché? Perché abbiamo un po' di... mamma mia. Ok. Calma. Questi sono proprio insorti. Qui siamo in competizione. Dov'è il leader? Dai. Giorni. Cosa succede adesso che arriva? Spero niente. Ok. Allora voi unitevi e andate a farli fuori. Fatti fuori dai nativi americani, ma si può. Cosa racconteremo in patria, eh? Siamo i primi nel rank diplomatico, eh? Ok. Lasciamo i leader qui. Se no siamo a rischio di attacchi di nativi. Siena in guerra, Genoa, Brittany, Switzerland. Sei una volpacchiotta Napoli, eh? Però io ho paura. Non è che poi ti vassallizza Castiglia, eh? Bisogna tenerti d'occhio. Mantova, Genova.
con chi miglioriamo le relazioni adesso i nostri nemici sono solo questi tre. Ottimo, il Portogallo ha cambiato idea finalmente. Abbiamo anche uno spazio libero per un'alleanza, volendo. Württemberg. Boh, proviamo. Sì, è assurdo che sti qui cos'è? Perché sono ancora in una coalizione contro noi? Vabbè, abbiamo una grande espansione aggressiva. Certo, Siena. Però è un po' ipocrita chiedermi l'accesso militare se sei in una coalizione per distruggermi, no? Non trovi? La Francia perlomeno ci vuole bene. Anche la Polonia, tutto sommato, ci vuole bene. Ve la faremo pagare 8 mani dei miei stivali. Dove li mandiamo questi? Ad Alessandria? Dove converrà mandarli? Local? No. Sì, direi che Alessandria è una meta. Se questi qua che proteggono... no, Venezia. Questi qua che proteggono Ragusa. Guadagniamo 12, adesso li mandiamo ad Alessandria. Cosa succede? Oh, bene. Finalmente una buona notizia perché... non se ne poteva più di cattive notizie. Aspettiamo la fine del mese per vedere che se è cambiato qualcosa grazie a questo spostamento. Ma niente quasi. Migliorato di pochissimo. Vediamo com'è quindi adesso. Andiamoli a Venezia. Quindi guadagniamo 12. Se aumentiamo il mantenimento penso che guadagniamo tanto uguale. Vabbè, niente di che. No, non ho fatto niente. Vediamo se si incontrano. Vai, incontratevi. Ok. Non so cosa ho fatto, ma si sono incontrati. 12, no, non cambia niente, insomma. Qualsiasi cosa faccia. Qual è il limite di supporto? Possiamo costruirne ancora 4 di ste navi. Ma sì, dai, puntiamo. Ci sarebbero anche le coghi, in effetti, che abbiamo visto, potevano esserci utili, però non così utili, dai. Bene, il rischio di volta è quasi inesistente. Quanto mi piace sta cosa. Lo aspettavamo da un bel po' questa
notizia. Fino a dove possiamo colonizzare? Qui ne abbiamo solo 3. Allora, dopo queste, io farei una qui e una più avanti. Voglio portarmi un po' più avanti. Vediamo, una flottina a Venezia. Ah, no, è tutta una coalizione. Modena, perché Modena? Milano vuole conquistare Modena? No. Genova. Tutta una storia. Io direi, se no, non posso. Perché la conquisterei volentieri Milano. Molto volentieri. Se solo si togliessero da sta coalizione maledetta. Allora, costruiamo 3 navi, dai. Anzi, facciamolo qua. Dove sono? Barche. Sì, in effetti potevamo servirci di qualche altro. No, no, non ce n'è uno migliore. Se riusciamo a prenderci questo. Ah, non c'è nessun francese nella Curia, ottimo. Però sta pace prolungata non è che vada troppo bene, nemmeno quella. Il fatto che a loro non gli posso dichiarare guerra. Non se ne parla proprio perché chiamerebbero Provenza, Siena, Toscana, Asburgo, Austria, Milano. Cavoli, se solo uscissero dalla coalizione non sarebbe così difficile. Vabbè che non è detto che vinco nemmeno così. Guarda, la Toscana è già a livello 8. Come cavoli ha fatto? Adesso dovremmo magari, ecco, pensare a restituire sti piccoli debiti. Allora. E intanto migliorare le relazioni con non so chi. Insomma, con questi qui che ci odiano un po' in generale. Perché produciamo pesce? Che senso ha la produzione di pesce? Allora, mandiamo subito un altro a cercare di fabbricare pretese su Bari. Sono le solite, ma Milano ha già il massimo, Mantova credo che abbia già il massimo in relazioni, Siena, Austria, sempre loro. Faccio all'Austria. Poi al massimo lo mando in Polonia, così non lo vedo per un po' di tempo. Anche Roma è una bella provincetta. Questo dove veniva invece? Augsburg.
Sti milanesi. Che guerra è? Conquista i Parma, immagino. Cioè, e stanno vincendo. Se solo uscissero da sta dannata coalizione, ci sarà qualche modo in cui potrò convincerli a uscirne? Ma no, non se ne escono. E io devo solo sorbirmi sti eventi negativi. E questo è il mio destino? Destino del cavolo, Ecco. Vabbè. Andate. Raccoglietevi un po' perché. Sti milanesi stanno vincendo un po' troppo. La Svizzera non esiste più. Accidentaccio loro, proprio. Come fa a essere così potente Milano? E mi sa che la Gran Bretagna è una realtà ormai. Oh, bene, bene. Una guerra un po' più decente del solito. Ayrshire. Che flotta hanno sti inglesi? E che armate hanno soprattutto? 38.000 uomini. E la flotta. La navata. Beh, la mia insieme a quella francese la possono battere facilmente. Vabbè dai, chiudiamo qui l'episodio. Questo bellissimo episodio insignificante. Già. In cui la Castiglia si è presa Aragona, in cui abbiamo perso... ripaghiamo il primo debito, dai. E conquistiamoci pure un altro cardinale. Sì, abbiamo dovuto dare 100 ducati alla Crimea. Maledetta Crimea, appena ti troviamo impreparata, te la facciamo pagare. Non possiamo offrirti un'alleanza? 91, no, non siamo in tempo. Non possiamo fare un bel niente, in bella sostanza. Allora, nella guerra seguente probabilmente cercheremo solo di fornire appoggio navale ai francesi, sperando che riescano a far fuori. A far fuori sti disgraziati inglesi. Invece questi nordici aristocratici le idee più antipatiche che esistano, però l'importante è che non prendano idee
del tipo un po' troppo esplorativo. Abbiamo in questo episodio sì che abbiamo no, questa l'abbiamo già. Vabbè. Comunque stiamo espandendo il nostro piccolo impero coloniale e poi si vedrà, dai. Ah, e allora le prossime due saranno queste qua, vicine. Perché così potremo prendere questa decisione che ho visto. Colonial Expansion. Non è male. A bruciare gli eretici. Questa è un'ottima decisione. Però ci serve un advisor leggermente che non potremmo neanche avere. Non sarebbe. Ci dà più tasse e più missionari. È una grande buona idea. The Eretico Comburnedo Act. Rendi un'offesa illegale punibile con il com'è che si burning. Vabbè. Con il rogo praticamente e, al palo al rogo insomma, bruciare il rogo, produrre o produrre sì, beh, no, ecco, produrre una traduzione della Bibbia. Oh mio Dio, proprio molto grave fare una cosa del genere. Non provate mai a tradurre la Bibbia, se no potreste essere bruciati. Già. Va bene, dai, alla prossima. Speriamo che le nostre armate riconquistino credibilità di fronte al mondo, perché hanno fatto una figuraccia contro gli ottomani. Beh, il nostro prestigio comunque è alto, quindi non ci possiamo lamentare. Abbiamo sempre un saldo controllo della curia, ogni tanto un po' meno saldo, ogni tanto più saldo, però ce la possiamo fare, dai. Revolt. Abbiamo anche la stabilità in pari, che sembra un miracolo. E va bene, dai. Possiamo salvare. Alla prossima.